per come tu lo puoi approcciare dal punto di vista, diciamo, psicologico, se lo approcci in un certo modo, il dolore e il sintomo tende a diminuire di intensità e di frequenza, senza assolutamente nessuna terapia fisica, ok? Certo che si possono fare altre centinaia di terapie sul dolore. Il mio approccio è unicamente educativo e in modo da darti tutte le informazioni che hai bisogno senza essere toccato da nessun terapista. Questo è il mio approccio, non voglio dire che è l'unico approccio, però è quello che ha funzionato per me. Quindi terapia educativa, respirazione, quindi dare messaggi di sicurezza al tuo corpo attraverso la respirazione, attraverso l'uso del tapping. Il tapping sono stimolazioni in particolari punti del corpo per dare anche lì